oggi qui ad Agrigento per discutere su tematiche sicuramente interessanti, di grande rilievo, che sono sempre quella del lavoro, della sicurezza e di un migliore efficientamento del corpo, tutte tematiche diciamo che ultimamente sono state un po' trascurate. Una grande riunione regionale che vedrà la partecipazione di tutte le segreterie della Sicilia, dove affronteremo chiaramente i processi riformatori del corpo che in quest'ultimo anno hanno portato degli ottimi risultati ai Vigili del Fuoco. Se parliamo del contratto, parliamo della specificità, l'assegno di specificità e chiaramente dell'organico, è stata una risposta chiaramente ai Vigili del Fuoco. Su tale tema, peraltro, nel progetto governativo che qualche giorno i media hanno rimbalzato in tutta Italia, c'è una parte significativa di importanza per i Vigili del Fuoco, perché si parla di implemento di organico attraverso la stabilizzazione, in più si parla di adeguamento retributivo stipendiale alle forze di polizia e come ultimo aspetto da non trascurare è quello che è la formazione. La formazione chiaramente salva la vita, perché essere formati, essere sempre aggiornati sulla qualificazione e sulla formazione, questo qui aiuta moltissimo nell'ambito dell'attività di soccorso tecnico urgente, la famosa mission che svolgiamo nei confronti del cittadino. Voi siete soddisfatti di tutto questo o cosa chiedete alla nuova amministrazione, al nuovo governo che sta per nascere, se si farà ovviamente? Intanto i punti che sono stati diciamo, impressi nell'ambito del progetto che vengono portati a compimento, sia attraverso diciamo, un implemento dell'assegno di specificità, quindi più soldi in tasca ai lavoratori, perché noi nell'ambito della sicurezza rispetto ai poliziotti siamo sottopagati. Il secondo aspetto è quello dell'organico, il corpo vive una carenza di circa 3.000-3.500 unità e questo deve essere assolutamente definito, perché spesso e volentieri accade che in alcuni posti quando manca personale siamo costretti a chiudere le nostre sedi di servizio e andando incontro a disagi, perché quando una sede chiude significa che qualcun altro si deve spostare da lontano per raggiungere i punti del territorio dove garantire la sicurezza del cittadino. E l'ultimo, come dicevo prima, la formazione è essenziale, la formazione per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, la formazione salva la vita. Oggi un'interessante iniziativa con i vertici del vostro sindacato per denunciare anche delle situazioni che esistono anche in provincia di Agrigento. Ecco, qual è la situazione, la fotografia che lei ci può tracciare e cosa chiedete alle istituzioni? Il confronto con i segretari, i vertici della Confesal oggi è molto importante per questo territorio, sia in termini di impegni con gli incendi boschivi che in termini di anche logistiche, perché oggi a Agrigento la nostra caserma va a pezzi e quindi abbiamo cercato di far capire al nostro prefetto e agli organi competenti che non si può continuare ad avere, perché noi siamo coloro i quali facciamo soccorso e a noi chi ci soccorre eventualmente. Per noi, per la Confesal oggi è un trampolino di lancio per dare vita ad un sindacato che magari è stato all'oscuro di tante iniziative. Un'iniziativa importante sarà quella di riunire più forze per determinare il nostro passaggio a delle buone soluzioni per il Corpo Nazionale.